Sindaco Pizzoli, un incontro importante ieri con il commissario Caterino. Com'è la situazione in questo momento, Sindaco? Sì, innanzitutto devo ringraziare il commissario Enrico Caterino e anche l'assessore regionale Corazzari, perché domenica con 2 telefonate abbiamo organizzato subito l'incontro che si è tenuto ieri presso il municipio insieme al consorzio cooperativo e con tutti i presidenti delle CDA. Il perché è stata l'esplosione. Sapete che sono 2 anni che conviviamo con questo granchio blu, quest'anno sembrava attenuarsi la presenza, invece quest'ultima settimana, questi ultimi 10 giorni c'è stata un'esplosione veramente incredibile, tant'è che proprio ieri, l'ultimo giorno di pescato, addirittura 300 quintali solo da Scardovari. Ricordiamo che il mercato ittico di Scardovari funge anche da centro, dove raccoglie anche i granchi di Rosolina, Portoviro, quindi insomma fa anche lo smaltimento per tutti i comuni limitrofi, e quindi di conseguenza capite naturalmente anche la pressione dal punto di vista anche logistico ed economico per il consorzio. Ecco, l'assessore Corazzari ha promesso ancora economie importanti. Fra poco partiranno finalmente gli investimenti di 14 milioni per il consorzio di bonifica. È solo una questione di soldi o c'è bisogno di un intervento anche da parte della scienza a questo punto? Perché se dopo 2 anni non siete riusciti a debellarlo, nonostante le operazioni che avete fatto, nonostante la raccolta massiccia, nonostante i presidi con le reti, eccetera. Quindi, Diciamo che i dati rilevanti della giornata di ieri è uno, l'ordinanza prefettizia del commissario che praticamente è in firma e sarà comunque retroattiva, quindi potrà dar ristoro per quanto riguarda lo smaltimento e la cattura già dal 16 di aprile, che era la partenza comunque della prima ordinanza, e quindi questo è un dato positivo. La regione con il Sole Corazzari ha già, insieme a Veneto Agricoltura, è già uscito un bando dal 9 luglio, quindi è già pubblicato, che riguarderà 1 milione diviso in 5 lotti da 200.000 euro, sempre per la cattura e lo smaltimento. Sicuramente la questione principale è la ripartenza, e quindi proteggere con le recinzioni, con i teli e con tutto ciò che concerne la protezione delle vongole, ma devo dire anche delle ostriche ad esempio, perché quelle piccole vengono attaccate anche quelle, fa parte della diversificazione delle lagune che stiamo facendo, oltre alla questione della vivificazione che rimane fondamentale e che abbiamo la necessità già di partire, direi ieri. Comunque chiaramente fare tutto ciò che concerne dal punto di vista burocratico permetterà dal 2026 gli scavi all'interno delle lagune. che danno sta facendo all'economia di Portotolle questo? Beh, per l'economia di Porto Tolle veramente siamo in grande difficoltà, abbiamo perso 500 partite IVA su 1.500, e chiaramente il riflesso economico-sociale devo dire che è veramente impattante per l'economia di un paese di 8.900 abitanti, e quindi potete capire cosa vuol dire la pesca e l'acquacultura nel comune di Porto Tolle e il riflesso economico, quanta difficoltà abbia messo, nonostante i pescatori sono tirati sulle maniche, chi non va più a pescare fa altri lavori, ma chiaramente il bacino d'utenza è quello che è e le difficoltà ci sono, e anche tante.